compartecipazione l'ho eliminata nel 2010 quando il precedente commissario l'aveva inserita. L'ho eliminata perché la ritenevo, in qualità di presidente della regione più che di commissario, una norma che ci penalizzava e penalizzava fortemente i cittadini più in difficoltà. Non è stato un rinvio, è stata la volontà di non applicarla, perché come sa il Presidente D'Alfonso, la Costituzione attribuisce la competenza esclusiva in materia sanitaria alle regioni. Come sa il Presidente D'Alfonso, l'uscita del commissariamento non è legata all'introduzione della compartecipazione. L'uscita del commissariamento oggi è possibile presentando un piano che ti fa rimanere all'interno del piano di rientro del monitoraggio, del tavolo di monitoraggio, ma che ti consente l'uscita dal commissariamento. Non c'è nessuno automatismo, ma se l'uscita dal commissariamento, se anche fosse così, significa dover penalizzare i cittadini deboli, allora si apre il problema del tavolo di monitoraggio. Al tavolo di monitoraggio andate lì e gli dite: signori, noi siamo in equilibrio dal 2010, sono solo 5 le regioni italiane all'estero. Secondo, per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza siamo al punteggio di 158,5. Manca un punto e mezzo per avere i livelli essenziali di assistenza e saremmo tra le 10 regioni italiane ad averlo e saremmo commissariati. Bisogna battere il punto. Ma la cosa strana è l'infincardia dell'intervento di Alessandro, che dice che io avrei fatto queste cose in funzione solo di un momento elettorale. Io l'ho evocato nel 2010, quando i momenti elettorali non c'erano e non l'ho voluto introdurre. Ma perché poi, se dobbiamo parlare tanto di onestà intellettuale, non diciamo, non ho mai sentito l'opposizione di allora dire che Chiodi non sta rispettando un obbligo e introduca la compartecipazione. Non ti ho sentito, Paolucci, stigmatizzarmi sul fatto che avrei dovuto introdurre la compartecipazione perché era un obbligo. Non ho sentito da Alessandro, anzi, quando queste cose si sono adombrate, avete levato il discorso. Ero d'accordo. E non lo vedo. Io dico che questo provvedimento, se usciamo dal commissariamento e possiamo uscire, oggi possiamo uscire. Se usciamo dal commissariamento, dopo legiferiamo noi e questa compartecipazione non la mettiamo. Non è un obbligo. Le regioni hanno la loro capacità esclusiva. Oggi si pone il problema perché siamo commissariati. E perché siamo commissariati? Me lo ricordate perché siamo commissariati? Oppure ve ne siete scordati perché siamo commissariati? La norma a cui facciamo riferimento è un DPCM del 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, da Alessandro c'era. Credo che ci fosse anche D'Alfonso in Consiglio regionale negli anni in cui quest'obbligo sarebbe stato violato. Non mi ricordo nessuno di voi che sottolineava che questo è un obbligo da violato. Siete andati in maggioranza sottolineando che è un obbligo violato perché? Ma chiaro perché. Due sono gli obiettivi. Il primo, basato su una scadente autorevolezza sui piani, sui conflitti del Ministero del tavolo di monitoraggio, cosa che abbiamo avuto noi. Ma scusate, il mio decreto che è stato revocato, se fosse stato un obbligo, ci sarebbe stato qualcuno che mi faceva, mi puniva per questo. A me mi hanno premiato, ci hanno sempre liquidato le somme necessarie. Che non è, sì, ce l'hanno sempre liquidate nei vari anni, altro che. Senti, ma se ne avevamo trafugati 521, ne avevate distratti, quanto al governo, come siete stati al governo? Ve lo ricorderò, siete stati commissariati per certe cose. Poi abbiamo scoperto che avevate trafugato tra voi e l'altra giunta, ma voi avevate 521 milioni di euro che hanno stato tolti dalla sanità per il bilancio regionale e oggi li abbiamo dato tutto una mano a restituire. Certo che li abbiamo dato una mano a restituire. Oggi quanti ne sono ancora da restituire? 150? E
erano 521. Miracoli non se ne fanno, si lavora e si tutela e si fa scontare semmai il costo del risanamento della sanità a tutti, ma certamente per ultimi quelli che sono più in difficoltà. Io credo che su questo abbiate fatto un errore. L'obiettivo vostro è politico, il potere di assumere un ruolo, ma non si fa scontare ai cittadini. Il venire meno del commissariamento non è a tutti i costi, si può raggiungere in altro modo, tanto più che avrei letto, assessore, che l'argomento importante è invece quello del decreto di prima, quello che riguarda la trasformazione del procedimento della residenzialità dalla riabilitazione verso la residenzialità. Quello è fondamentale. Io credo che per queste ragioni. Prego, concluda, consigliere. Oggi dovreste essere conseguenti. Nei paesi anglosassoni, se un soggetto politico che fa politica dice una cosa quando è in opposizione e dice una cosa diversa quando è in maggioranza, o il contrario, perde l'credibilità nei paesi anglosassoni. In Italia forse non è così, ma voi non avete mai un giorno sottolineato quando eravate in opposizione che questa era una mia mancanza, il fatto di introdurre la compartecipazione. E se non introducevo la compartecipazione, e se anche avessi dovuto prima o poi, la mia intenzione era introdurla mai, inviarla sempre, l'avrei fatto quando le risorse ci sarebbero state. E le risorse, ve lo dico da tempo, perché noi le abbiamo programmato a partire dal 2009. Nel 2015 questa regione usufruirà già di 21 milioni di euro in più senza fare niente. E senza passare ai cittadini, senza fare e saranno 60 all'anno del 2016, Presidente. Grazie al fatto che noi abbiamo fatto certe cose. Se faccio vedere il microfono. Se faccio vedere il microfono. L'attenzione ad evitare che cittadini deboli della nostra regione della mente e famiglie, perché in quel balzetto di 1004, 1005, esempio non è poco, si creano veramente problemi grossi. O almeno se proprio dovete introdurla e ritenete che non attuare una strategia che vi porti a gestire la situazione immediata, non introdurla. Aspettate a farlo quando avete una congrua attività di risorse e l'avete fatto. Oggi voi partite da domani con la compartecipazione, non sapete che cosa accadrà. Non saprete se 4, 5 sono sufficienti, non saprete chi andate a manlevare, chi andate a rendere esente, chi sarà. Perché questa fretta inutile? Poi ognuno è artefice del proprio destino, però noi queste cose siamo tenuti a dirle non perché ragioniamo in modo diverso. Vede, la mia onestà intellettuale si misura il fatto che io non ho introdotta la compartecipazione, oggi dico che non va introdotta, stanno anche all'opposizione. Presidente. Voi invece non bisogna introdurre la cosa dell'opposizione, bisogna prendere maggioranza. Altro che obbligo, non proviamoci dentro gli obblighi. Se dovessimo averci gli obblighi sul tavolo di monitoraggio, noi abbiamo combattuto che non ero l'esecutore del tavolo di monitoraggio, discutevo anche su dinamica, no, e avevo ragione io. E se voi avete io dico che abbiamo fatto non fate, assumete autorevolezza, studiate, controbattete. Su quel tavolo ci si alza, io dissi, bene, revoco una clausola sui contratti che loro volevano a tutti i costi. Mi disse, lei lo feci, mi dissero che io avevo perso ogni credibilità come commissario, mi disse sostituite. Chi sostituiscono? Chi ha raggiunto l'equilibrio? Il nostro sistema sanitario oggi è entrato, a parte la qualità che deve essere tutelata, rispetto alle altre regioni italiane, siamo forse tra i 10 regioni italiane che hanno l'idea e tra i 5 che hanno l'equilibrio. Che vogliono dire? Nessuno mi toccherà. Bene, Mercante e poi Bello.